Però ecco, adesso abbiamo in linea il nostro Roberto Agirmo, se non sbaglio. Buonasera Agirmo, mi sente? Ci sono. Buonasera Ecco. Rovino e buonasera a tutti quanti i telespettatori. Ecco. Come direbbe Jolly Dix, sono incazzato. Ecco, sì, a proposito di questo, ecco, io ho raccolto il suo input prima della puntata e ho un manifesto, mi pare, credo la regia, di mandare questo del 30 maggio, eccolo qua, lo vede anche Sì, lei? esatto. Sì, questo qua, sì, giusto? sì, lo vedo. Quindi cosa farete il 30 maggio, Agirmo? Allora, il 30 maggio saremo premesso che è una manifestazione autorizzata, quindi questa è la prima benissimo, cosa. questo specifichiamolo che Esatto. è importante. Sarà una manifestazione su base regionale. Se vede quella P è la P che sta per popolo. Oggettivamente siamo nella situazione in cui partite IVA, ma non solo partite IVA, scenderanno in piazza in massa per rappresentare un'unica speranza. Allora, considerando che il governo dal nostro punto di vista e penso dal punto di vista di tutti quelli che ci stanno ascoltando non ha mantenuto nessuna promessa, perché non ha abbattuto l'imposizione fiscale, non ha tagliato le accise sui carburanti, non ha tagliato i costi suppletivi sulle bollette, non ha aiutato realmente le persone, non sta dando la cassa integrazione perché io ho dipendenti che devono ancora vederla, non ha dato l'opportunità, o meglio ha regalato quei 600 euro iniziali, poi non si è più visto niente. Ora, dato che il governo non sta facendo assolutamente nulla di quello che ha promesso, pur avendo detto che ha sganciato 900 miliardi, noi, sebbene sappiamo perfettamente che dirlo potrebbe essere anche un'apologia di reato, lanceremo l'hashtag, o chiamatelo come volete, dello sciopero fiscale di sopravvivenza. Ora, nel momento in cui gli imprenditori si ritroveranno nella situazione di dover scegliere se far mangiare la propria famiglia, se pagare i propri fornitori, se pagare i propri dipendenti o pagare le tasse, onestamente le tasse non si pagano, non si devono pagare, perché l'imposizione fiscale che oggi abbiamo con il 70% tra imposte dirette e indirette è un furto a cielo aperto. Però non crede, Agirmo, che così alla fine è una situazione che si incacrenisce sempre di più, perché poi lo Stato viene a bussare il campanello a casa vostra e dice vabbè, non mi hai dato 100, adesso me ne dai 200, perché lo Stato si chiama legittima difesa, Lovino, si chiama legittima difesa. Anche il codice penale lo prevede. Se tu sei attaccato tutti i giorni, quotidianamente, ed uno Stato che dovrebbe essere l'esposizione massima di quello che è un popolo, ti va contro quotidianamente, diventa il tuo socio occulto in un'azienda, ti ruba i soldi perché non produce nulla per te, ma ti ruba e ti succhia i soldi, è legittima difesa, non ci sono alternative, legittima difesa. Quindi il 30 farete questa, ovviamente pacifica, perché non ci saranno ovviamente... Assolutamente sì. Assolutamente. Noi abbiamo già fatto anche il 4 di maggio, abbiamo fatto 2 bellissime manifestazioni, una a Venezia e una a Padova, eravamo in 1 migliaio di persone, a Venezia eravamo un po' di meno a Padova e questa volta saremo sicuramente di più, e le dico, abbiamo fatto una manifestazione come un buon padre di famiglia, perché comunque in piazza stanno andando persone che non avevano mai avuto l'idea di scendere in piazza. Sono quelle persone, sono quei 5 milioni di partite IVA che in realtà muovono l'economia e lo Stato. Però perché Agirmo, solo 5 milioni di persone lo fanno. Le faccio una domanda, ma come mai lo Stato non si muove? Cioè, anche in effetti io ho avuto degli ospiti qui autorevoli in trasmissione i primi di aprile che mi hanno detto in diretta siamo pronti a aumentare a 800 euro, già stabilito l'importo del contributo per i professionisti, ed erano i primi di aprile. Ma come mai lo Stato non eroga? Cioè, qual è il problema alla fine? Cioè, è una manovra politica? C'è qualcosa sotto? O è semplicemente la burocrazia che la vince su tante altre cose? Guardi, nel 2001, se si ricorda, è nato un acronimo che era PIGS, che era Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna e Grecia. Erano i 5 paesi che dovevano crepare di economia, perché erano paesi con una bilancia dei pagamenti negativa e che avevano praticamente una poca credibilità a livello economico. Ci siamo arrivati, hanno già fatto fuori la Grecia in modo esponenziale. Oggi la Grecia non è più della Grecia, perché i porti, gli aeroporti per la maggior parte sono tedeschi. La Spagna, anche lei, è messa malissimo. L'Italia è una terra di conquista. È stata combattuta ed è combattuta senza un colpo di pistola una guerra economica. Noi la stiamo perdendo. Diciamo che questa cosa purtroppo
È evidente, perché non c'è nessuno fra l'altro che difende l'Italia, se non alcuni partiti, e molti partiti del governo, molti esponenti del governo attuale si sono esposti dicendo appunto che l'Italia è semplicemente una regione dell'Europa, quindi c'è effettivamente un senso di globalizzazione europea. Qualcuno parla di Stati Uniti europei addirittura, quindi che appunto l'Italia diventi una costola. Sì, ma Lovino, sono d'accordo. Guardi, le dico la verità, io sono un europeista convinto, nel senso che per me l'Europa è sicuramente una cosa importante, ma non un'Europa delle banche, non un'Europa della BCE, non un'Europa comandata dalla Germania o dalla Francia. Se fosse un'Europa dei popoli, allora le direi assolutamente sì. Alle condizioni attuali di questo tipo di Europa sono molto scettico sia sull'euro che sull'Europa. Ecco, va bene, Girmo, senta, molto convincenti le sue affermazioni, ovviamente molti imprenditori che credo che saranno solidali con lei. Ovviamente rimettiamo per favore, regia, il post delle manifestazioni del 30, eccolo qua. Ecco, ovviamente grazie regia. Ecco, quindi l'invito che faccio ovviamente agli imprenditori, alle persone che vogliono partecipare, visto che è una manifestazione pacifica, è autorizzata ad ascoltare qualcuno e avere un confronto fra imprenditori, penso che sia giusto. Ecco, magari ci sentiremo i primi di giugno per sapere com'è andata, Girma, perché sono molto curioso. Sì. Le dico solo che ci saranno economisti, sociologi, commercialisti, tutti a parlare in modo dettagliato e cosciente di quelle che sono le problematiche e di quelle che sono le alternative. Per quello che ci riguarda, e chiudo, noi non siamo lì solo a protestare, ma anche a proporre. E la proposta più forte che noi faremo, oltre alla provocazione dello sciopero fiscale di sopravvivenza, sarà quella di cambiare l'assetto istituzionale dello Stato per portare ad avere questa nazione una democrazia diretta, reale, che è l'unica soluzione. Il popolo deve tornare al centro della vita politica del Paese. Bene, grazie a Girmo della sua testimonianza, ci dirà che cosa i primi di giugno, quando torneremo in onda, di come è andata la manifestazione del 30. Grazie ancora. Lovino. Grazie, buonasera a tutti. Buona serata anche a lei.